Rieccoci, bentrovati, questa è Radio In, questo è Open Day Cinema, siamo per il momento su Facebook, testiamo questo bel collegamento in diretta in studio con due registi che stimo e che apprezzo, e non è la solita sviolinata, ma perché hanno realizzato davvero un lavoro pregevole che è stato presentato nei giorni scorsi al Cinema de Seta, quindi vi faccio adesso una presentazione per chi ci segue su Facebook. Cara Giorgia Sciabica e Giuseppe Galante, benvenuti. Buongiorno Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Evviva, ho preso il primo rimprovero e voglio dirlo pubblicamente da Giorgia: hai invitato tutti i miei compagni in Open Day Cinema, a me no. E io posso dire, ma tu sei stata fuori. È vero, sono stata fuori, però ora che sono qua mi rivedrete, me lo auguro, perché questo era uno dei miei sogni, stare in radio. E adesso ci sei, questo Finalmente. è tutto un programma, Giuseppe, lo sai, è improntato, il martedì è un punto di riferimento stabile sul mondo del cinema, ma sai che martedì prossimo avrò Francesco Costabile che presenterà il suo Famiglia, che esce proprio domani, il 2 ottobre. Mi ha detto: sono in treno, non posso assolutamente fare il collegamento, e quindi non voglio assolutamente che faccia il collegamento salti. Oggi è proprio bello, abbiamo ancora 1 minuto e 40 per raccontare. Intanto saluto Charlie McLean e la mitica Teresa Di Fresco, collega giornalista, che ogni martedì ci dà sempre un conforto di ascolto. Ragazzi, oggi parliamo di Lisca Bianca, cioè questo Lisca Bianca per quanti anni vi è entrato in circolo? Poi lo diciamo fra un minuto anche a chi ci ascolta alla radio. Chi inizia? Inizio io. Allora, la gestazione del film è partita ben 4 anni fa. Quasi Esatto. 5, credo. Quasi 5, Sì. sì. Quando ci siamo rincontrati a Palermo, dopo che stavamo da tanti anni fuori, all'estero, lui in Spagna e io in Inghilterra, ci siamo rincontrati a Palermo, abbiamo rincontrato uno dei nostri più vecchi amici, Marco, che era diventato da pochissimo skipper sull'Isca, ci ha raccontato questa storia e abbiamo iniziato a scrivere. Anche Ginko era appena nata. A proposito di Ginko, Esatto. Giuseppe, la meraviglia vi apprezzo molto, perché magari quando si fa un'opera prima prendo qualche secondo per poi rientrare in FM a reti congiunte. Scegliere anche dei giovanissimi produttori, investire su di loro e loro che investono su di voi, non è cosa da poco, e questo è veramente un valore aggiunto e un punto di forza. Mi piace tantissimo metterlo in evidenza. Rientriamo in FM. The Colors con Elodie, Pensare male di te. Questa è Radio In, Open Day Cinema. Benvenuti, il nostro consueto appuntamento con la settima e meravigliosa arte. Quest'oggi parliamo di documentari, parliamo di un bel film presentato a Palermo in anteprima nazionale alla Sala de Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa, e qui accanto a me ci sono i registi di Lisca Bianca, Giorgia Sciabica e Giuseppe Galante. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ivan, buongiorno a tutti. È sempre bello tra radio e Facebook, quindi qualcuno la chiama la radiovisione, poter raccontare di progetti filmici e dare il privilegio a chi ci segue su Facebook di vedere anche le immagini del vostro documentario. Ma ragazzi, avete fatto un sold out alla Sala de Seta per la presentazione, Giorgia? Inaspettato. Sì. Perché abbiamo lanciato il film, la prima assoluta è stata al Festival Visioni dal Mondo a Milano, poi stavamo organizzando questa prima a Palermo al De Seta, che però sapete, per i palermitani il De Seta è enorme, c'ha 400 posti se non Anche sbaglio. 500 credo, sì. Ok, quindi abbiamo detto vabbè, inviteremo, c'era qualcuno, era pieno e noi eravamo terrorizzati, però è andata molto bene, devo dire. Sì, in occasione del Mercurio Festival. Esatto, ricordiamolo, hai fatto bene Giuseppe a dirlo, festival che vede la presenza di tanti artisti, di produttori. Mi raccontavi durante la diretta Facebook
Ha avuto una gestazione piuttosto lunga questo documentario che parla di libertà, che ha tanti concetti dentro che poi praticamente si riverbano anche sul pubblico. Sì, assolutamente. La gestazione è stata molto lunga, anche perché appena subito dopo la scrittura è successo un qualcosa di mondiale, cioè la pandemia ci ha beccato in pieno, quindi sono passati 2 anni, abbiamo dovuto posticipare già l'inizio delle riprese, però abbiamo sfruttato poi questi 2 anni per riscrivere, affinare meglio, strutturare meglio anche il progetto. Perché ha partecipato a 2 progetti internazionali. Esatto, la fortuna, il caso ha voluto che siamo stati selezionati in Eurodoc, un progetto quindi che ci è servito, ci ha aiutato anche a lavorare meglio sulla struttura, e quindi insomma le vere e proprie riprese sono cominciate 2-3 anni dopo praticamente. Esatto. Giorgia, l'Isca Bianca non è soltanto la realizzazione di una barca con i materiali della famiglia Albeggiani, ma anche e soprattutto la testimonianza di una comunità che ruota attorno a un progetto. L'Isca Bianca è un oggetto magico, è un oggetto che cambia le vite delle persone che ci salgono a bordo. Per cui tutto è nato da questi 2 coniugi, dal loro grandissimo amore, perché hanno lasciato tutto per trasferirsi su questa barca e fare il giro del mondo, ma al loro abbandono un altro incredibile amore è nato, quello di un'associazione di gente che si è unita per farla rinascere, riportarla alla vita e dargli nuove prospettive di vita, la Vela Solidale. Però magari Nessuno forse prima si era mai occupato di questo progetto, se non con reportage, forse frammenti di video, ma realizzare un documentario che racconta un po' la genesi dall'inizio, con tutte le sue evoluzioni. Perché ci sono sempre testimonianze filmiche, voi siete maestri in questo, ma ognuno ha un suo linguaggio, ogni regista ha il suo linguaggio, ha la sua creatività che mette nel lavoro filmico. Assolutamente sì, perché dal 2013, dalla nascita dell'associazione, che è avvenuta anche con grandi eventi per una raccolta fondi con questo progetto sociale, ovviamente c'è un materiale televisivo, reportage. È stato realizzato anche un documentario che però utilizzava l'Isca, credo, però non raccontava realmente la storia. Prima di andare in pubblicità, ragazzi, quante ore avete lavorato tra filmati, video? Io sono un tecnico. Incalcolabili. Incalcolabile è il termine adatto, secondo me. In 5 anni, pandemia compresa. Pandemia, scrittura, riscrittura, infinite. E allora, noi, caro Giuseppe, andiamo in pubblicità, me lo ricordi con il cartello, poi rientriamo, faremo vedere queste belle immagini che ci avete regalato sull'Isca Bianca, ovviamente immagini che metteremo su Facebook, e la radio lo immaginerà. Pubblicità. Bentrovati, questo è Open Day Cinema, siete a Radio In, il nostro consueto appuntamento con l'audiovisivo in generale, con il cinema in particolare. Siamo pronti per vederci il trailer del documentario L'Isca Bianca, realizzato dai registi Giorgia Sciabbica e Giuseppe Galante. Mai raccontata la storia di sta barca. Siamo nel 1981, si battezza l'Isca Bianca. Nello stesso momento in cui noi abbiamo deciso di lasciare il posto di lavoro per vivere a mare, da quel momento era inevitabile che facessimo un viaggio. Restano imbarcati Sergio Albeggiani, Licia Albeggiani e Diana Albeggiani. Mio padre è partito con niente, le rotte le faceva col sestante. Sergio e Licia decidono di fare questo viaggio dall'altro lato dell'Atlantico. Ho capito che è un nebbiero che ha un lentipegne, che mi hanno mettono con la spalla. Mi sono, non liberato, però mi sono divertito. Sembra che alcune persone non hanno accesso ai sogni.
E invece no, ognuno di noi ha le isole lontane, dentro, ce le abbiamo tutti. La barca come sinonimo di libertà. Ragazzi, mi sono emozionato a vedere queste immagini, ma soprattutto vedere anche i ragazzi fragili a bordo di questa barca. Chi mi racconta questa storia nella storia? Allora, intanto noi siamo partiti dal racconto degli Albeggiani, quindi il nostro documentario è una storia, ripercorre il passato e si unisce al presente, quindi è un ciclo continuo. Perché? Perché questa barca continua a fare questa cosa magica, quindi ridare sempre speranza, continua prospettive di vita alle persone che ci salgono su. Questi ragazzi che vediamo, che abbiamo visto nel trailer e che abbiamo raccontato, in particolare uno, Gioele, è uno di questi casi. L'Isca, da quando è stata recuperata, quindi restaurata eccetera, fa vela solidale, aiuta ragazzi che hanno difficoltà con la legge. Sono in programmi di giustizia riparativa, Esatto. quindi sono accolti in questi progetti sociali per evitare di scontare la pena in carcere. Certo. Loro salgono sull'Isca e fanno un percorso di istruzione, di scoperta, come si vive insieme in un piccolo spazio, come si collabora, come si sottostà a delle regole, e cambiano. E 9 volte su 10 cambiano, cioè questa esperienza li accompagna effettivamente su un cambio di rotta. Rientriamo in FM. Dedicato a te le vibrazioni, e noi vogliamo dedicare l'Isca Bianca, il film documentario di Giorgia Sciabica e Giuseppe Galante, a tutti coloro i quali vogliono riscattarsi anche dalla vita, vivere un momento di grande libertà. Ci raccontavate, ragazzi, di quanto sia stato importante per dei ragazzi fragili, particolari, dell'istituto minorenni, dell'istituto penale per i minori di Palermo, ma anche la comunità terapeutica assistita, quindi l'idea di far partecipare soggetti fragili, chiamiamolo così, nella parte del restauro e poi nel vivere la comunità l'Isca Bianca. Ecco, mi piace usare questo termine. Sì, dal momento del restauro, del recupero, della rinascita di l'Isca, diciamo la via che l'Isca ha intrapreso quasi magicamente è stata quella, cioè sia il restauro che i progetti che oggi insomma si svolgono a bordo di l'Isca sono tutti incentrati sul coinvolgimento di ragazzi appunto in un periodo particolare della loro vita, quindi diciamo che l'obiettivo e la direzione che l'Isca ha oggi è quella. Infatti il restauro è avvenuto coinvolgendo i ragazzi del circuito minorile Malaspina e altri partecipanti della comunità per tossicodipendenza di Sant'Onofrio, e la cosa bellissima è stata questa, cioè che continua diciamo a svolgere questa missione che realmente poi ha i suoi frutti. È molto bello tutto questo. Voglio continuare a parlare di l'Isca Bianca, ma ho subito una curiosità, ragazzi. Giuseppe, ti avevo lasciato in Babel, Sì. un'associazione importante che ha dato Dove sono vita, ancora. esatto, che ha dato vita ai condomini dei cantieri culturali alla Zisa, mi piace usare questo termine. Poi sei andato in Spagna con una laurea in scienze della comunicazione. Come incroci questa meravigliosa Giorgia, che voglio ricordare è una delle allieve migliori, ma non lo dico perché qui è più inquiete. Assolutamente. C'erano anche momenti belli di scontro con Giorgia, ma erano sempre costruttivi e mai demolitivi. Poi tra l'altro io pagavo lo scotto di una direzione da pochissimo. Vabbè, poi Adesso dopo 15 anni so un po' come fronteggiarle. Tra l'altro è la prima classe del centro Esatto. sperimentale
noi abbiamo aperto e inaugurato quella scuola lì. Per Giuseppe, cui... loro erano i primi pulcini che oggi sono delle aquile, fammelo dire, fammelo urlare. Come vi siete incrociati e come avete trovato questa sintesi in questo lavoro filmico? Allora, noi ci siamo conosciuti in realtà da quando avevamo forse 10 anni, 15 anni, una roba del genere. E i primi documentari che abbiamo scritto li abbiamo scritti insieme sulla storia dei teatranti, i più famosi teatranti palermitani, girato ai cantieri culturali. Sì, quindi tempi di università. ai tempi universitari, quando frequentavamo parlando di tanti insieme. anni fa. Tanti anni fa. Ma lasciamo stare i numeri, però sì, tanto tempo fa. Per cui dopo tanti anni all'estero io e lui ci siamo rincontrati e abbiamo pensato, perché non ci riuniamo e facciamo un bel film insieme? Il film Tra migliore l'altro tu era Giorgio hai l'Ischia. fatto anche tante esperienze in network televisivi, cioè questo ovviamente per te che hai studiato cinema è stato anche un completarti. Sì, io mi sono nella formata, sono formazione. credo una delle poche ex CSC che è partita, è andata a fare un po' di esperienza prima in Spagna, poi tanti anni a Londra. E quindi... Brava, ti ho sempre ammirato per queste tue scelte, soprattutto coraggiose, perché non è Sì, facile, dopo che tu studi vorresti mettere a frutto quello Immediatamente. che hai fatto, invece senti ancora il bisogno di arricchire la tua formazione. Andiamo in musica, c'è Benji e Fede con Musica Animale e noi continuiamo su Facebook. No, questa cosa mi piaceva tanto, questo incrocio di due anime belle che poi È stato ritornano tutto nella caos. città e si spendono per questo territorio. Siete pentiti? di essere tornati. Bella domanda. Lo so. Io personalmente no, però Ve ci lo sono dice dei un non momenti, palermitano, dei momenti in cui dici sì, ma chi me l'ha fatto esatto. fare? Sì, capita spesso. È un sentimento comune questo, soprattutto perché voi siete degli artisti e inseguite il bello, l'estetica e a volte dobbiamo confrontarci sempre con questa monnezza, con il traffico, con i problemi mai risolti. Oggi c'era tutta una polemica su Repubblica, sulla mancata visione di questa amministrazione che è stata denunciata dal precedente sindaco, ma noi vogliamo ancora illuminarci di lisca bianca perché il nostro magico Giuseppe ha recuperato le foto che ha mandato Giuseppe. Grazie Giuseppe di cuore, sei stato bravissimo. Questa è la serata Sì, di è di la questa serata, sera. sì. di sabato, sì. È stato un momento di grande festa. Quando sono apparsi i titoli di coda in sala buia, che è successo, È ragazzi? esploso un applauso C'hanno di minuti. Esatto. Minuti bello. infiniti e la- soprattutto ci hanno restituito delle lacrime, tante Esatto. lacrime. Cioè la cosa bella è che tutti ci hanno detto avete raccontato un pezzo di storia di Palermo e ci avete fatto emozionare, che a un regista fare emozionare è una delle cose È fondamentali, prioritario, basilari. è Esatto. prioritario, ma soprattutto quando si ha anche la grande capacità, Giuseppe, di maneggiare gli archivi, è come se avessi degli scrigni nelle mani ed è sempre difficile operare delle scelte. Assolutamente sì, anche perché nel nostro caso avevamo un tesoro tra le mani, materiale che pochissime persone avevano visto prima di noi perché lo custodivano i figli degli albeggiani, quindi è stato innanzitutto un processo di digitalizzazione di 15 bobine in 8 mm. Mamma mia. Tra l'altro Sergio Albeggiani era per i suoi tempi un grande precursore perché non solo filmava ma montava e aggiungeva il sonoro Verità. negli anni fine Sì, sì. anni 70, quindi era Quindi era un uno appassionato, spettacolo. era proprio un filmmaker, Assolutamente sì. oseremmo dire, e quindi la famiglia si è predisposta bene anche a concedervi questi materiali. Dopo tempo. Dopo tempo e si fiducia. innesca il meccanismo di fiducia. Fermati Giuseppe perché dobbiamo rientrare in FM e questo va detto anche a chi ci ascolta in radio. Sì.
Benji e Fede, musica animale, 10:24, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Questo è Radio In, questo è Open Day Cinema, il nostro consueto appuntamento del martedì. Quest'oggi sono solo, non sono in dolce compagnia, un saluto a Monia, ma sono in compagnia di due cari amici, due bravissimi registi, sono Giorgia Sciabica e Giuseppe Galante. Stiamo raccontando questo meraviglioso progetto di alto impatto sociale che si chiama L'Isca Bianca, questa barca che ci fa sognare, questa barca che prende il largo e porta con sé anche i dolori della vita e forse li elabora a bordo, Giuseppe. Assolutamente sì, come chiacchieravamo poc'anzi, i ragazzi, insomma, chiunque, anche noi, quando siamo saliti a bordo in qualche modo entri in un mood, in un'atmosfera di lanciare in mare verso l'orizzonte tutto. Quindi pensare soltanto all'orizzonte e non pensare più al presente. Esatto. Questo è bellissimo, c'è proprio un volersi proiettare e rinascere, no? Giorgia, era importante quello che ci dicevamo adesso durante il brano musicale, il fatto che la famiglia si sia fidata di voi. Questo è lo scoglio più difficile per un cineasta, quello di entrare e maneggiare come dei metalli preziosi i filmati di famiglia, che sono sempre un ricordo personale intimo. La famiglia, diciamo che dopo tempo, se lasciata andare, ci ha permesso di accedere a tutto il loro materiale, anche perché loro hanno una quantità di materiale enorme. Tra cartine, libri di foto, diapositive, ma soprattutto questo materiale, quindi dei filmini veri e proprio già editati. Cioè Sergio Arbegiani editava i suoi video con la musica e tutto quanto. Quindi elaborare e inserire in una narrazione filmica un video che già è montato ed editato è una cosa abbastanza delicata. Delicata, e lì la vostra crisi è quella delle scelte. Esattamente, sto dicendo questo, perché avevamo una mole così grande, ma alla quale eravamo anche affezionati, che al momento poi di dover tagliare è stata una tragedia. È stata dura. E magari poi si pensa sempre, chissà se ci resta male che non ho messo quella scena piuttosto che l'altra. Anche. In realtà il vostro è un compito difficile, quello del regista, è quello di operare delle scelte anche impopolari, assumendosi un rischio. Anche chiaramente creare un filo narrativo che sia coerente, per cui scegliere soltanto il momento opportuno che si lega al presente. Sentite ragazzi, dove vedremo l'Isca Bianca? So che farete anche un giro nelle scuole, so che avete in previsione anche questa possibilità di far conoscere ai ragazzi un progetto di vita e sociale. Sì, in questo momento siamo a un Giro Festival, quindi abbiamo già con dei riconoscimenti importanti. Con dei riconoscimenti, fortunatamente, che hanno già accolto il film. L'idea è quella, posteriormente, se c'è la possibilità nelle scuole piuttosto che nei circuiti penali, sarebbe perché bello. Riteniamo che comunque sia un film che vada visto il più possibile, perché lancia dei messaggi semplici, però ahimè abbastanza rari al giorno d'oggi, per cui è importante che secondo me vada visto da ragazzi. Io vedrò il film, ragazzi, perché purtroppo non ho potuto vederlo al De Seta, ma suggerisco che sicuramente può entrare in palinsesto di Rai Documentari, perché comunque questo è un lavoro davvero che merita e c'è tanta anche qualità tecnica nella realizzazione, lo si vede anche dalle poche immagini che avete messo insieme nel trailer. State lavorando a progetti futuri? Siamo in chiusura. Ci si qualcosa, sta pensando. sì, forse. Ma io la faccio sempre questa domanda e non mi rispondono mai. Nessuna. O chi ha il contratto o chi non ne parla per scaramanzia, perché poi non riesce. Grande scaramanzia, però ti possiamo dire che più di una volta abbiamo pensato a una serie sull'Isca Bianca che si presta molto
Esatto, Sì. bellissimo. E quindi le piattaforme, immaginare anche una diffusione su piattaforma. Permettetemi di ringraziare anche Chiara Andric della Assolutamente, i nostri Ginco, tutto Andrea Mura, Giovanni Andrea Pellegrini, Mura. tutti e tre grandi, grazie. Evviva, Oltre che evviva. l'associazione Lisca Bianca, Elio Locascio, L'associazione. Marco Mancini. Non state preparando un'altra visione qui a Palermo, dai? Probabilmente sì. E speriamo. Poi ce lo fate che ci sapere, la siate diciamo tutti. in radio Sì. e la diffondiamo. Grazie Giorgia Grazie, Sciabbica e Ivan, Giuseppe Galante, grazie. siete meravigliosi. Lunga vita a Lisca Bianca, questo bel film documentario che oggi vi abbiamo voluto raccontare. Adesso c'è la pubblicità e poi andremo al Festival del Cinema Messicano a Roma con Cecilia Pelayo, la direttrice artistica.